Mauro Cancian, direttore dell'unità operativa di allergologia dell'azienda Ospedale Università di Padova e presidente del network italiano per l'angioedema. L'angioedema consiste in un rigonfiamento di diverse parti del corpo dovuto alla fuoriuscita di liquido dai nostri capillari, che può interessare gli arti e quindi essere particolarmente invalidante, può interessare l'intestino, l'addome e creare delle coliche molto dolorose che spesso portano a interventi chirurgici inappropriati, fino al coinvolgimento della glottide, l'eventualità più pericolosa perché comporta il rischio potenziale di soffocamento del paziente. Il tesserino del paziente è un'iniziativa promossa dalla rete Itaca, per cui ad ogni paziente che soffre di alcune forme particolari di angioedema particolarmente gravi, i cosiddetti angioedemi ereditari, è stato fornito un tesserino analogo al nostro codice fiscale, alla nostra carta d'identità, che con un QR code dedicato consente al paziente di spiegare ad ogni medico, specialmente in un pronto soccorso in caso di accesso per emergenza, quale sia la sua patologia e quali siano le cure più appropriate, che sono molto diverse in questi casi da quelle delle tradizionali allergie. Itaca è l'acronimo di Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema. È la rete cioè che raggruppa i 26 centri italiani di eccellenza per la diagnosi, la cura dell'angioedema, sia nelle forme più tradizionali, quelle che in qualche modo ricordano le allergie, sia nelle forme da farmaci, sia nelle varianti ereditarie che sono molto più difficili da intercettare, da individuare e da trattare. Padova rappresenta il capofila di questa rete.